In uno stadio in cui è stata scritta la storia del calcio si affrontano oggi due squadre che questa storia in Sardegna l'hanno ben rappresentata. Messa da parte la storia, però è il presente a chiamare Carbonia e Nuorese a fare i punti, avvio speculare delle due squadre in questo campionato con 2 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte. Subito in verticale la Nuorese con lo scambio tra Cocco e Cosu, non ha un buon controllo l'ex giocatore della COS, riparte il Carbonia, attenzione perché c'è tanto spazio per Moreno, Moreno va a puntare Laconi, lo salta Moreno, entra in area di rigore, Moreno la mette al centro per l'inserimento di Tocco, si è opposto Trini, questo è un grandissimo intervento, Carbonia vicinissimo al gol, invitato all'azione Mancini, Mancini va via a Cadao, prova a guadagnare il fondo per il cross, lo mette Mancini, va a vuoto Tocco e poi il tiro di Caverzan, la palla rimane lì, Mastro Pietro Trini, ancora una volta ci mette il piede, la mette in calcio d'angolo, pericolosissimo il Carbonia in questo avvio di gara, 7° minuto, che batte subito lungo, Garcia in anticipo su Manca, poi ancora Laconi in avanti, Chidikimo mette giù di petto e poi invita all'azione Azzeni, Azzeni apre, attenzione perché qui sbaglia Azzeni, interviene Cosu, Cosu la mette dentro per Cocco che viene anticipato ma l'azione è ancora buona per Manca e la Nuorese trova il vantaggio con Massimiliano Manca al 14° minuto. L'errore di Azzeni ha innescato Cosu, il cross per Cocco ingannato da una deviazione disperata forse di Garcia, pallone ancora buono per Manca. Dalla partnership con James, nuovi sponsor per la Nuorese, attenzione però perché Emerson invita Cocco, Cocco trova un gol fantastico, il capitano della Nuorese al 18° minuto, il raddoppio dei verde-azzurri. Palla con i contagiri di Emerson e Cocco non ci ha pensato 2 volte a esplodere il destro che è andato sotto l'incrocio opposto. Il raddoppio della Nuorese, Fabio Cocco, un gol fantastico, quello del capitano della Nuorese che chiama l'azione Puddu, Puddu ancora per Cocco. L'intervento di Danilo Cocco, stavolta efficace, ma attenzione perché la pressione della Nuorese è ancora alta, c'è ancora Cocco, il pallonetto e la palla sul fondo, sulla deviazione di Azzeni, non si era alzata la bandierina, la posizione di Cocco era regolare. Battuta a rientrare di Caverzan, Emerson di testa, poi ci prova Tocco, ha una seconda possibilità, va col sinistro Cocco, non male la traiettoria anche perché l'equilibrio in quel momento era quello che era. Battuta lunga di Emerson a cercare Manca e Cocco, vediamo la posizione regolare di Cocco che mette giù il pallone, il tiro di Cocco, palla a fil di palo, un inizio un po' in sofferenza. Qui Cosu di prima intenzione a cercare Manca, la posizione di Manca regolare, il pallone diventa buono per Chiappetta, Chiappetta entra in area di rigore, il doppio passo di Chiappetta che prova il tiro, c'è forse una deviazione, così è, calcio d'angolo in favore della Nuorese. De Solis, qui Cadao, gioca su Emerson, ancora Cadao, mette il pallone al centro, svirgola Cadao. Battuta dentro di Ricci, di testa, Manca a liberare l'area di rigore, si coordina, Chidikimo, Trini scusate, la tiene giù, non era semplice anche perché c'era un giocatore del Carbonia a ostacolare la visuale, bravo Trini a tenere il pallone, qui Puddu, pressione alta del Carbonia, Puddu torna da Trini, scusate ancora, Laconi, il pallone in avanti per Cocco che prova a farlo passare, chiude Broia e guadagna anche la rimessa laterale. L'esterno sinistro facendo rimbalzare il pallone sul capitano della Nuorese, la gittata lunga di Broia a cercare Ricci, Ricci si deve girare, si gira bene Ricci, ancora Chidikimo, quindi Broia dentro per Moreno, l'1 contro 1 con Laconi, Moreno il pallone filtrante a cercare Ricci che in qualche modo torna in possesso palla, servito Caverzan, limite dell'area, Caverzan, conclusione sul fondo. Inserimenti in campo aperto, viene fermato Cocco che poi rimane a terra, si dispera un po', tanto siamo già dall'altra parte con il Carbonia
il pallone che diventa buono per Ricci, la mette al centro e poi alza il campanile Cossu che salva un gol già fatto. Pericolosissimo il Carbonia, davvero un passo dal gol dell'1-2. Quindi Chidichimo, Mancini apre a sinistra per Broia, Cadau non ci arriva, attenzione perché il pallone diventa buono per Broia, si accentra Broia, Cadau torna e rischia l'autogol, Matrini dice di no anche stavolta. Si fa vedere Mancini, Chidichimo serve Doneddu, Mancini sporca questa traiettoria, Zannini l'accompagna fuori e arrivano i tre fischi del signor Melis Diozieri che decreta la fine di questa gara al Carlo Zoboli. I 3 punti sono della Nuorese.